Scatman's World. Veneziano MotoGP. Allora ragazzi, siamo a Indianapolis e pole position per il Comendone. Dai ragazzi, che possiamo ancora fare ottimi risultati e perché no, pensare anche a una vittoria incredibile, che se non è semplice. È Indianapolis e la gara è al contrario rispetto alla gara di Formula 1. Non so il perché, ma in MotoGP vanno al contrario. Vai ragazzi, abbiamo un'occasione d'oro spettacolare, ma 1 su 50. Dai ragazzi, cerchiamo di guidare in maniera pulita. Sono molto vicini. Vai. Voglio vedere quanto ho di vantaggio sul secondo. Corsi intanto scende in quarta posizione e io godo. 2 secondi di vantaggio su Di Meglio. Ecco che un upgrade, la moto sta volando. Questa moto del cazzo l'ho portata a livelli incredibili. Dai, 217 orari. Incredibile amici, incredibile. Perché avevamo un buonissimo vantaggio. Vai Comendone. Vola Comendone, vola. Oh, non mi piace stracciato, però cazzo, 2 secondi e 4 di vantaggio. Incredible. Buono, vedi, una piccola sbavatura, ma non ho perso niente. Buono Comendone, buono. Molto molto buono. Caduta per Van der Berg. Mamma mia, prima volta che riesco a dare un vantaggio così incredibile. 3 secondi 8 di vantaggio. Il Comendone vola, il Comendone vola. Dai veneziano. Ma chissà perché al contrario rispetto alla gara della Formula 1. Boh. 5 secondi di vantaggio ragazzi. Il Comendone sta volando. Intanto Mike Di Meglio è ancora secondo. Maledetto. Purtroppo ho perso dei punti alle prime gare. E in qualche gara dove non riuscivo a correre. E il Comendone vuole vincere, vuole dominare la scena. E qua veramente piccole sbavature, ma chi se ne frega. Intanto Di Meglio è corsi secondi e terzi, ma che 2 coglioni, oh però. Madonna santa. 6 secondi di vantaggio, incredibile. Dai Comendone, portiamola a casa. Portiamola a casa. Portiamola a casa. E Marchetto c'è. Marchetto c'è, il Comendone c'è, un'altra vittoria, dominio totale, 8 secondi di vantaggio su Di Meglio, grande Comendone, vittoria incredibile. Di Meglio e corsi secondi e terzi, ma che 10 secondi io da, mamma mia, meno 75 punti abbiamo nel primo, è molto molto dura, ma noi ci proviamo ragazzi. Upgrade. Ok. Cioè potrei già andare in MotoGP ragazzi.
Non ho parole, raga, non ho parole. Allora, noi comunque andiamo in 2.50 che voglio fare tutte le competizioni. Ok. Ragazzi, qualificazioni orrende a moteggi, ultima posizione, dopo circuito che mi fa da cagare. Devo fare un miracolo qua, ragazzi. Vai, raga, andiamo. Remontata come indiana in Giappone. Vai, 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 vai. Subito buona rimonta come indiana. Dai, Comendone, vai. Vola, Comenda, vola. Che circuito di merda, fioi. Se finisco la gara dietro a Corsi e Di Meglio è finita per la prima posizione, perché mancano troppe poche gare. Dai, Comendone, proviamo che in gara che magari in gara vado meglio rispetto alla qualifica. Merda. Guarda Di Meglio, maledetto bastardo. Quanto forte è questo? Boh, non ho mai sentito io. Per carità, io le moto le seguo poco, però. No! Guarda che roba! Ma porca mignotta! Erroraccio comendiano, questa gara proprio non mi piace. Porca miseria. Vai Comendone, rimonta, rimonta. Dai. Tanto Corsi è sempre prima, Di Meglio quarto. Le possibilità di primo posto ormai sono ridotte al lumicino. Devo spingere al massimo, comunque almeno terzo voglio arrivare, senza proprio problemi. Dai, rischiamo tutto. Mamma mia. Dai, cazzo, dai. Guarda che devo fare quell'errore da mongolo. Che pippone. Dai, Comendone, dai. Dai. Ah, fanbrodo. E spingi sta carriola, dai. Dai, che sono tutti là. Che rischi, che rischi! Mamma mia, sto veramente guidando come un pazzoide. Ma non cadono mai Corsi e Di Meglio, sti due frociazzi obesi. Dai, 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 dai. Dai, bisogna di sorpassare qualcuno ancora. Ok, bella, questo è un bel sorpasso. Classico sorpasso comendiano. Bella, non rischiamo troppo, bravo Comendone. Dai che sono tutti là. Sono tutti là. Final lap, questo è il mio giro, l'ultimo giro di solito è sempre il giro del Comendone. Se non facevo quella cagata, porca mignottona. Dai, 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 dai. Siamo indietro, ragazzi. Devo superare questo
Questo trenino obeso, il treninone obeso. Adesso ci buttiamo all'interno in maniera schifosa. Dai, 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 dai. Ma porca Eva. Niente raga, sto circuito mi fa proprio da cagare. Dai, super, dai, che l'ultimo giro di solito faccio sempre le rimontone come indiane, dai. La rischio tutta, niente da fare, niente da fare. Caduta per Nakagawa. Oh. Ma porca puttana. Prendo pochissimi punti oggi. Che due maroni. Rischiamola, bravo, bravissimo. Qua ha fatto una cosa incredibile. Qua ha recuperato moltissime posizioni. No! Ma era proprio stavolta che Di Meglio arrivava indietro. Che nera. Vabbè. Quinto posto beffardo. Cagare, va. Vediamo la classifica. Siamo terzi, 80, niente da fare. Dobbiamo stare attenti anche al terzo posto. Vabbè. Prossima gara. Ok, Australia. Grande pole position a Fale Paisland. E si gode al Massimux. Peccato aver perso dei punti in gare, onestamente abbordabili, mi gira un po' le balle. Vai. Però abbiamo fatto 4-5 vittorie, sono molto contento in tanto tempo nuvoloso. Altra gara che possiamo vincere tranquillamente, mi piace molto. Gara Kumendiana. Poi ho sempre avuto un bel feeling con le piste australiane. Vola Kumenda, vola. Vola Kumendone, cazzo no! Che cappellone obeso, che cappellone che ho fatto. Ah, mi sono un attimo deconcentrato. Che pirlone. Non ci voleva. Di Meglio vaffanculo, va. Ciao Di Meglio. Beh, questa è una manovra di proporzioni obese, ma non mi sbagliare adesso. No! Mamma mia come l'ho persa. Mamma mia che rischi. Mamma che rischi. Sta moto. Corsi indietro, attenzione. Qua la moto. Che cazzo mi. La moto non va in gara, ragazzi. Problemi in gara per il Kumendone. In qualifica velocissima, in gara una merda. Bene. Dai Kumendone, spingi sta cariola. Ma perché sono arrivato così male a Motegi, porca mignotta, no! Ah, allora sei un pirla però Kumendone, che cazzo vai a sbagliare? Vai Kumendone. Guarda corsi, ecco anche lo stronzone. Madonna.
Merda, merda, merda. La moto non va, non capisco. Ah, Dio mio. Final lap. Final lap. Niente da fare, la moto va Valenti. Due. Cazzo. Ma possibile che... Dai, l'ultimo giro è il giro del Comendone. Devo assolutamente vincere. Grande, grande. Niente, se la moto va lenta, ma porca puttana, svegliati, KTM. Che bastardi, mi buttano anche fuori. Maledetti, maledetti. Dai, dai. Sta motorella. Devo inventarmi una curva capolavoro. Curva capolavoro comendiana. Eccola. No. E che di meglio, cadono tutti. Madonna, che incidente. Che incidente. Che incidente pazzesco. Che incidente pazzesco. E il Comenda butta via tutto. L'ho rischiata, è andata male. E Corsi va a vincere il mondiale ormai. È caduto di meglio. Il Comendone, tutti. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Una caduta di proporzioni obese. Non ci voglio credere. 11° posto per il Comenda all'ultimo giro. Vaffanculo. Cosa è successo? Mamma mia. E ne approfitta Corsi. Corsi, dominio di Corsi. 291. 262 di meglio. 192 Marchetto. E tal Maxi 184. Vicinissimo al Comendone veneziano. Porca Eva. Ok. Siamo a Sepang. Pole position a Sepang. Penultima gara del mondiale. Cerchiamo di consolidare almeno il terzo posto. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Sepang è una gara favorevole in Formula 1, speriamo sia anche in moto. Cosa ho buttato via in Australia, veramente una cagata comendiana di proporzioni obese e interplanetarie. Cerchiamo di fare un bel risultato in Malaysia. E dopo concludiamo a Valencia. Se guidiamo tranquillamente, andiamo a vincere la gara, dai. Che voglio finire alla grande. No, 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 no. Mamma mia. No! Mamma quanto ho rischiato qua, ho sentito la moto partire. Madunina Comendone. Meno sbavature. Intanto Smith supera di meglio. Ormai per la prima posizione non c'è più niente da fare. Corsi ha vinto. Secondo giro.
Dai, che abbiamo un buon vantaggio. Voglio vincere in Malesia, cazzo. Sono molto concentrato. Il prossimo anno, ragazzi, 2,50. Voglio vincere in 2,50, assolutamente. Dai Comendone, dai, calma e tranquillità. Oh, che rischio. Intanto Corsi il secondo, sta gestendo la gara. Il campione del mondo della classe 125. Mamma mia, ho rischiato di andare lungo. Mamma mia, che rischio comendiano. Tanto di meglio supera Corsi. Ma il Comendone ha un vantaggio incredibile. Bravo Comendone, bravo. Final lap. Gestiamo questo ultimo giro. Andiamo a portare a casa un'altra vittoria. Importantissima. Meglio arriviamo, più possibilità abbiamo di prendere contratti con moto più forti. Tanto è caduto Van der Berg. Ho avuto veramente una cagata di proporzioni storiche, mi è andata bene. Buono, buono. Che mancano poche curve. No, madonna, mamma mia. Separano il Comenda dal quinto, mi pare successo stagionale, se non mi ricordo con certezza. O quarto o quinto comunque. Bravo Comendone, bravo. Dai che mancano pochi metri, separano il Comendone da un successo fondamentale per consolidare alla grandissima il terzo posto e dimostrare al mondo che il Comendone c'è. Il Comendone c'è. Cinque secondi e 8 di meglio. Silenzio, il Comenda domina. Con la moto della Kickoff, caduta per Webb. E va a vincere il Comendone veneziano! Grande Comenda! Grande! Ottimo Comendone. In classifica siamo... vabbè, cosa ha vinto? Corsi 117. Dai, terzo posto penso insomma di riuscire a prenderlo teoricamente. Ok. 8 secondi di prendere tante moto per la MotoGP. Ok, in 2.50 abbiamo la Repsol KTM. Speriamo di arrivare. Invece deve... non ce la faccio a prendere altre moto. Vabbè. Ok. Ultima gara in Comunità Valenciana. Bruttissime qualificazioni. Ultimo erroraccio. Ero primo, tranquillo. Arrivo ultimo. Perché sbaglio in una curva completamente la... Vaffanbrodo, ragazzi. Volevo finire un po' meglio. Anche perché rischio di perdere il terzo posto, dai. Ultima gara del mondiale a Valencia.
ok. Già, ottima partenza comendiana. È un bel circuito quello di Valencia, eh? Non è che voglio finire il mondiale nel migliore dei modi. Bravo. Mamma mia. Intanto il buon Corsi vuole festeggiare il mondiale alla fine. Ai ai ai. Bravo comandone veneziano. Bella questa curva, che la prendiamo bene. Mamma mia che rischi ragazzi però. Caduta per Koyama. Koyoyama, la che cazzo è? Dai che rischiamo. No! Dai che rischiamo di perdere il terzo posto all'ultima gara, no, Dai, sfruttiamo la scia. Bravo, dai. Non sto guidando benissimo però. Caduta per qualcuno, mi sono... Terol, caduta per Terol. Cadutona del Terol. Dai, spingi sto catorcio obeso. Siamo ottavi. Perché voglio arrivare almeno a podio, cazzo, sto mondiale, me lo merito, ne ho vinte tante, che ho fatto molto discontinuo, purtroppo è stato discontinuo. Bravo, questa è stata una bella curva, questa è proprio bella, è una curva come indiana, in senso positivo. Poi ci sono anche quelli in senso negativus. Dai. Buono, questa è proprio una bella curva final lap, stiamo attenti adesso, mamma mia! Stava andando sul muro quello Smith, mamma mia! Ma tanto sta vincendo tal Maxi là, quello stronzone là che è terzo. Perché sono terzo anch'io. Io sono terzo. Il comandante non capisce più niente. No, non buttarmi. No, sei una merda, tonno olive. No, tramezzino sei una merda. No, tramezzino sei una merda. No, tramezzino no. No, tramezzino no. Ma no, sono sesto, rischio di fregarmi il terzo posto. Se non ho fatto i calcoli, ma rischio veramente. Maledetto tramezzino. Maledetto. Dai. Dai che manca poco ed è finita sta gara, dai. Devo fare un azzardo, però non ho fatto i calcoli. Devo fare anche i calcoli, però. Pippone di un Comenda. Bravo. Mamma mia che rischio. Dai, corsi, ti prego, corsi e Di Mello mi devono stare davanti. Stavo sbagliando anche curva. Bravo. Dai che più punti prendiamo meglio è. Porca puttana. E finisce qua, siamo quinti. Speriamo bene raga, speriamo bene. Finisce il mondiale ragazzi, finisce il mondiale. Complimenti a Corsi che vince anche la gara. A Tamaxi terzo, vediamo.
E finiamo terzi e godo. Sì, sì, ero tranquillissimo, dai, manco male. Buono, ottimo terzo posto e finisce il mondiale. E il Comendone è terzo. E il Comendone è terzo. Finita. Siamo terzi, grande stagione per il Comendone. Pa 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 pa. Pa pa pa, è finita la la. È finito tutto, il Comendone gode. Ok, ciao. Buono, allora, siamo finiti. 4 vittorie, 9 pole, terza posizione. Il Comendone domina. Adesso andiamo. Vabbè, andiamo in 250, chiaramente. Allora. Andiamo da sti qua. Yamaha per Tamina, Indonesia. Sti coglionazzi qua, vai. Sempre questo. Numero 23. E si riparte dal Qatar, ragazzi. Oi oi oi. Vediamo. C'è bella gente, poi c'è anche il grande Simoncelli, ragazzi. Sarà una bella, bella sfida. C'è veramente grandi, ce ne sono veramente di fenomeni in 250. Ok, ragazzi, allora, prossimo video cominciamo con la 250. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!